stato un terremoto anche abbastanza importante, 5.5 della scala Richter, ovviamente è un'esercitazione, quindi non è successo assolutamente nulla, ma stiamo testando che tutto funzioni bene anche in epoca Covid, con tutte le limitazioni del caso, e quindi si stanno facendo tutte le simulazioni, abbiamo fatto un canovaccio tutta una serie di situazioni che si evolveranno per tutta la giornata e si testa che tutto funzioni bene. Sapete che da qualche anno il Presidente della Regione è autorità di protezione civile, quindi le decisioni vengono prese dal Presidente della Regione in accordo con il prefetto. Quindi loro sono i due soggetti che devono coordinare il tutto e quindi si sta cercando di dare il massimo supporto a tutta la popolazione che è stata interessata. Parliamo di 12 comuni, di un bacino più o meno di 70-75 mila persone. Al momento non sono stati rilevati dei danni particolarmente gravi, però ci sono stati dei danni, quindi si procede lungo tutto l'arco della giornata con tutta una serie di interventi che possono essere i più disparati. Ricordiamo che in quella zona ci sono 4 aziende che presentano rischio rilevante, quindi in caso di terremoto potrebbero dare dei problemi. Al momento non sono segnalati problemi. L'epicentro è in comune di Montecchio Maggiore, 14 km di profondità. Ovviamente voi sapete che quando c'è una scossa di terremoto potrebbero essercene anche altre, quindi durante la giornata potrebbe anche succedere questo. In questo momento, appunto dicevo, sono in corso tutta una serie di verifiche, c'è il collegamento con i centri operativi comunali che sono stati attivati, sono coordinati attraverso il COI, Centro Operativo Intercomunale, che è a Montecchio Maggiore. Qui siamo nel Centro Coordinamento Soccorsi, che è a livello provinciale e che la Prefettura ha scelto di fare appunto nel comando dei Vigili del Fuoco per una questione Covid, gli spazi sono più larghi, e poi c'è il collegamento con il Corem, la nostra sala operativa regionale, dove appunto il prefetto e il presidente della regione si coordinano nelle decisioni che devono prendere. Le difficoltà sono proprio nella fase di emergenza e noi l'abbiamo verificata tra l'altro sull'emergenza vera i primi di dicembre, che ha investito anche una parte della provincia di Vicenza, ma in modo particolare la provincia di Belluno e la provincia di Treviso, e abbiamo verificato che il collegamento esclusivamente telematico può essere limitativo e quindi è necessario comunque avere un coordinamento a livello fisico all'interno di un'area e avere tutti i soggetti che intervengono, vedete carabinieri, vigili del fuoco, polizia di Stato, protezione civile, su 118, insomma tutti, perché le decisioni devono essere prese immediatamente e spesso in maniera coordinata dopo una valutazione che deve essere necessariamente rapidissima e quindi essere presenti fisicamente è fondamentale.